arriva in Veneto direttamente o indirettamente dal Regno Unito deve fare il tampone, lo prevede una nuova ordinanza regionale firmata da Zaia alla luce della variante inglese del coronavirus. 21 i decessi nella Marca nelle 24 ore. Il vaccino anti-Covid dovrebbe proteggere anche dalla variante inglese, questa è la rassicurazione del virologo Pregliasco, mutazione molto più contagiosa ma non più aggressiva. Ieri pomeriggio, a meno di mezz'ora dalla partenza, cancellati tutti i voli da Londra per l'Italia, una chiusura improvvisa a causa della variante del Covid che ha preso la sprovvista molti italiani. Incredulità, rabbia e commozione a Trebaseleghe, dove il 49enne Alessandro Pontina ha ucciso i due figli di 15 e 13 anni e si è tolto la vita. Era stato denunciato dall'ex moglie perché non le versava gli alimenti. Il 68% degli studenti trevigiani utilizzerà il bus alla ripresa di gennaio, stando ai risultati di un sondaggio regionale, ma la mutazione del virus potrebbe rimettere in discussione le date. L'allarme di Federmoda sui dati dello shopping natalizio, si aspetta la boccata d'ossigeno dei saldi, intanto in centro gli ultimi giorni per gli acquisti. Sul fronte sicurezza le chiusure hanno evitato assembramenti. Rinviati a data da destinarsi, funerali del giornalista Giovanni Chiades previsti domani, la famiglia ha richiesto un accertamento sulla salma per definire meglio la causa del decesso. Presentato questa mattina a Pederobba l'accordo tra 8 comuni della Marca e del Bellunese per stilare un piano antenne per la telefonia di ultima generazione. Sarà il primo regolamento sul 5G di tutta Italia. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Inevitabilmente la curva del contagio in apertura di questa edizione, 1406 i nuovi casi nella giornata di oggi. Se guardiamo alle 24 ore in tutto il Veneto parliamo di 2855 nuovi casi, una parziale frenata rispetto ai giorni scorsi, ma il dato sui decessi continua a essere molto alto, 118 i decessi infatti nelle ultime 24 ore. Se guardiamo alla Marca trevigiana, 591 positivi nelle 24 ore, di questi 376 soltanto nella giornata di oggi, come vedete dalla tabella, 21 i decessi in provincia di Treviso. Si tratta di persone tra i 67 e gli 87 anni. In questo contesto epidemiologico si inserisce la nuova ordinanza di Zaia, che tiene in considerazione del nuovo pericolo che arriva da oltre Manica, la variante inglese al Covid. Partiamo da qui. Pare abbia una capacità di contagio maggiore del 70% rispetto al coronavirus conosciuto finora. Ma al momento, bisogna anche aggiungere, la cosiddetta variante inglese del Covid-19 presenta una mutazione che non ne sembra alterare l'aggressività clinica e la risposta ai vaccini. Ciò non toglie che col Regno Unito in lockdown e isolato dal resto del mondo, anche il Veneto abbia preso contromisure urgenti. Zaia ha firmato una nuova ordinanza dopo aver sentito il ministro della Sanità Speranza. Le persone che si trovano nel territorio veneto e che nei 15 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito e in Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi mediante tampone presso l'aeroporto di arrivo o recandosi immediatamente presso i punti tampone allestiti dalle aziende ospedaliere. In caso di esito positivo si procederà alla sequenziazione in laboratorio per capire la mappa genetica del virus. L'appello che facciamo è che se qualcuno è stato in Gran Bretagna nell'ultimo mese ed è risultato poi positivo, ci avvisi, perché ci servono i campioni. I campioni ce li abbiamo, perché ce li abbiamo in laboratorio di tutti i positivi, ma dobbiamo sapere il nome e cognome, perché ci sono dei cittadini che sono risultati positivi, ma noi non avevamo contezza che provenissero dalla Gran Bretagna. I passeggeri di un volo che stava atterrando a Venezia dall'Inghilterra al momento del blocco aereo tra Italia e Regno Unito sono stati sottoposti subito a tampone. Per un altro aereo appena arrivato a Verona si sta procedendo ai controlli tramite la lista dei passeggeri. Zaia ha anche commentato gli attacchi e le intimidazioni di cui è stato oggetto negli ultimi giorni. Ho l'impressione che spesso ci siano, conclusioni affrettate senza assumere informazioni. Evito di dire a chi dice che il virus non esiste, che è tutta una congiuntura e tutte queste robe qua. Cosa volete che vi dica? Io faccio il mio dovere, quando sono a posto della mia coscienza per me è sufficiente.
E a proposito di variante inglese, questa è la domanda che vi facciamo questa sera. Virus, variante inglese, nulla da temere? Se sì, non c'è nulla da temere, il numero è quello verde 0422 1626 691. No, c'è quindi da temere, guardando a quello che sta succedendo anche a Londra e nel sud dell'Inghilterra. Il numero appunto è quello in rosso 0422 16 26690. La chiamata è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino, a partire dalle 21:15. A proposito di variante inglese, ci sono le parole di Fabrizio Pregliasco, il virologo dell'Università di Milano, che oggi è intervenuto nel corso della nostra diretta. Arriva una rassicurazione ben precisa da Pregliasco, sentiamola. Si direbbe che la malattia è uguale, quindi non è peggiore, e anche ad oggi possiamo dire che dai risultati di alcuni studi scientifici già prontamente pubblicati dai colleghi inglesi non ci siano effetti negativi su quella che è l'efficacia del vaccino che è stato prodotto. Per Fabrizio Pregliasco, quindi tra i virologi più ascoltati in questa pandemia, la variante inglese non metterebbe a repentaglio la validità e l'efficacia del vaccino, questo perché la mutazione non ha riguardato la proteina spike caratterizzante il virus. Sostanzialmente la stessa, e diversi anticorpi riescono a riconoscerla, e quindi riteniamo che la vaccinazione ad oggi sia ancora efficace anche su questa variante. Detto questo, resta un virus modificato che presenta un altissimo indice di contagiosità. È una variante vantaggiosa per il virus in quanto è più rapida nel diffondersi, ha un valore di R0 superiore, quindi questo virus causa più casi più velocemente. Una velocità che porta a dire lo stesso Pregliasco che il nuovo Covid è già in Italia, al di là dei casi segnalati nelle ultime ore. Il 62% degli isolati a Londra e nel sud-est dell'Inghilterra sono ormai di questa variante. Hanno già segnalato dei casi nei Paesi Bassi, addirittura anche in Australia, quindi ben più facile in Europa e quindi anche nello specifico in Italia. Da qui l'invito del professore, che va oltre i singoli provvedimenti normativi e che parte da un'evidenza scientifica. Ogni contatto interumano in questo momento è a potenziale rischio, basso rischio specifico di essere infettati, però più ne abbiamo, più rischiamo di incappare in quello sbagliato. E poi ci sono le storie personali, perché di fatto da ieri c'è lo stop ai voli, quindi tanti italiani e quindi anche trevigiani si trovano bloccati a Londra e in tutta l'Inghilterra. Questa è la storia di un ragazzo vittoriese. Via da Londra dal lockdown e dai rischi della nuova variante del Covid. Molti italiani in Inghilterra avevano già programmato il rientro per Natale e sono riusciti a lasciare la capitale britannica prendendo gli ultimi voli per l'Italia prima del blocco. Non tutti però sono riusciti a partire. Per effetto dell'ordinanza del Ministero della Salute e del NOTAM emesso dall'ENAC. In meno di mezz'ora nel pomeriggio di ieri sono stati cancellati tutti i voli da Londra per l'Italia. Una situazione che nessuno si aspettava. Tanta gente doveva partire e senza più alloggio è rimasta, adesso è qua, e specialmente a Londra dove è tutto chiuso, quindi non so quanto velocemente riusciranno a trovare, alloggi temporanei, eccetera. Questa è stata una situazione un po' straziante, effettivamente, perché io dico non ho mai visto tanta gente piangere. Anche Federico Da Ros, residente da 10 anni a Londra, prima come studente e poi come impiegato in una ditta di Londra, aveva programmato il rientro al Vittorio Veneto per trascorrere le festività con i suoi cari. Aspetterò più avanti, nel senso che sia febbraio, che sia marzo, quando sarà, insomma, nel senso io la mia vita continua qui, casa ce l'ho, lavoro ce l'ho, quindi non c'è nessun problema, però sì, diciamo per altri la situazione magari non è così rosea. In Gran Bretagna c'è preoccupazione per questa variante del virus conosciuta da tempo. La paura è stata creata un po' il panico che il governo ha creato quando ha messo questo livello 4. Articoli qui già dicevano che il vaccino era già copriva già anche questa seconda variante. Per chi è dovuto rimanere sull'isola, il fermo si è trasformato in un incubo per le spese impreviste di un soggiorno che forse doveva finire e per la paura verso un nuovo Covid. Capisco benissimo la necessità di limitare il contagio sicuramente, però magari la decisione è un po' così veloce senza pensare troppo alle conseguenze.
C'è poi il fronte delle ordinanze e delle chiusure, come lo stop imposto con l'ultima ordinanza di Zaia dalle 14. A scendere in campo a favore di Zaia e del provvedimento è il sindaco di Treviso Mario Conte. Le chiusure dei comuni hanno sortito l'effetto sperato. Sì, ovviamente lo dico con il cuore che piange di dolore nel vedere una città vuota, i negozi vuoti, ma in questo momento la priorità sono gli aspetti sanitari, perché il Veneto ha un numero importante di positivi e quindi l'ordinanza del presidente Zaia ha avuto un buon successo, nel senso che il pomeriggio le città tutte si sono svuotate e anche la mattina comunque c'è stato un afflusso gestibile, inferiore a quello del weekend precedente, che aveva creato situazioni di assembramento pericolose. Quindi ringrazio le comunità, ringrazio i sindaci, ringrazio il presidente Zaia. È una linea ovviamente dolorosa, ma necessaria appunto per superare questo momento di difficoltà. E sulle critiche del Codacons, che avrebbe presentato un esposto contro le amministrazioni comunali di alcune città, Mario Conte esprime solidarietà a quei sindaci che, oltre ad affrontare l'emergenza sanitaria ed economica, ora si trovano anche a dover far fronte ad una denuncia. Fortunatamente non per quanto riguarda i sindaci veneti, quindi porto la mia solidarietà ai sindaci, a volte presi a cattive parole dai cittadini perché applichiamo quelle che sono le regole che ci vengono imposte dalle regioni piuttosto che dallo Stato, quindi insulti dai cittadini e denuncia da parte del Codacons. Credo che ci sia davvero un limite che non debba essere superato, che deve essere quello del rispetto anche istituzionale per dei sindaci che stanno facendo un lavoro incredibile per riuscire a sostenere anche moralmente le proprie comunità. Questo è il fronte istituzionale, c'è poi quello dei commercianti, in particolare dei titolari di negozi di moda, che parlano ovviamente di un calo di fatturato e guardano con fiducia ai saldi. A chi sta andando bene sta facendo metà del fatturato dell'anno scorso. Questi sono quelli a cui le cose vanno tutto sommato bene, quindi c'è anche chi sta facendo veramente 20-30%. Numeri neri di un Natale in cui i negozianti hanno visto un drastico calo degli acquisti, si guarda al futuro con incertezze e alla boccata d'ossigeno dei saldi al 30 gennaio. È un punto a favore di tutti, anche del consumatore, perché in realtà nei 30 giorni prima non c'è divieto di fare sconti, ma il saldo, il brand saldi che parte il 30 gennaio, come un po' è successo quest'estate il 1 d'agosto, io credo sarà, parlare di successo ovviamente è fuori luogo, però sarà un forte momento di incontro tra domanda e offerta e io spero che possa rimettere un po' in sesto le casse di molti. A 3 giorni dall'ingresso nazionale in zona rossa il susseguirsi di provvedimenti destabilizza. Dal 24 al 6 in mezzo alla zona rossa, 3-4 giorni in zona arancione, nella quale comunque è tutto chiuso tranne i negozi, mi domando cosa si potrà vendere. A quel punto dico chiudete tutto e date i ristori anche al commercio. Intanto ultimi giorni di shopping per chi ha evitato il centro nel weekend, complice l'ordinanza di assembramento. Evito proprio il fine settimana. Lo faccio il lunedì mattina perché fortunatamente oggi non lavoro. Effetto ordinanza che ha sortito i risultati sperati, dati del weekend alla mano. Quello che abbiamo registrato sabato di fatto è stato registrato anche nella giornata di domenica, con un meno 65-70% nel pomeriggio, quindi una città praticamente vuota e più gente sicuramente al mattino. Però ripeto, non ci sono state sanzioni perché tutti quelli che sono stati controllati erano in regola. E adesso l'attenzione è rivolta al momento in cui scatterà in tutta Italia la zona rossa. I controlli naturalmente si intensificheranno soprattutto nella zona rossa. Ricordiamo che c'è un tavolo tecnico aperto da prefettura e questura con tutte le forze dell'ordine presenti in città. Ci saranno più controlli, quindi il richiamo al rispetto della legge deve essere assolutamente quotidiano per tutti. Altra partita, quella delle scuole. Il 68% degli studenti trevigiani dichiara di utilizzare il bus alla ripresa di gennaio, ma a questo punto viene da chiedersi, ci sarà questa ripresa?
La fiducia nei confronti dei mezzi pubblici non viene scalfita neanche da mesi di pandemia, al punto che gli studenti trevigiani nel sondaggio somministrato a livello regionale assegnano il punteggio medio più alto tra le 7 province e a gennaio il 68% è pronto ad utilizzare mezzi pubblici. Su quasi 28.000 studenti della Marca ad aver partecipato, in 20.720 hanno risposto che alla ripresa delle lezioni utilizzerà il trasporto pubblico. Il 70,3% userà l'autobus, in 1.642 il treno, solo il 23% andrà a scuola in altre modalità. Il presidente Mobilità di Marca, Giacomo Colladonna, ha espresso soddisfazione rispetto al rapporto di fiducia consolidato tra passeggeri e servizio di trasporto, sottolineando che il risultato fornisce una fotografia delle intenzioni di viaggio che aiuta a pianificare la ripresa dei servizi, ha concluso, in vista del 7 gennaio. Data che anche alla luce delle novità oltremanica relative alla mutazione del virus corre il rischio di essere rimessa in discussione. Tutti vorremmo augurarci di poter tornare, questo è indubbio, soprattutto per i ragazzi che ne hanno una necessità infinita di tornare ad avere relazioni nel loro mondo, che è quello della scuola. Però è anche vero che la situazione è talmente ancora difficile e in questo momento appunto ci si aggiunge anche questa cosa in più, questa novità, chiamiamola così, anche se non vorremmo averla sentita, credo che riapra un po' il capitolo. Adesso la cronaca che ci porta ai confini della Marca, Trebasele, dove è andata in scena una vera e propria mattanza. Quel padre, Alessandro Pontina, di 49 anni, originario di Noale, che ha ucciso barbaramente i due figli di 13 e 15 anni. La comunità ovviamente è sotto shock. Ma sì, era un bel rapporto, dai, non so cosa mi sia successo a lui, non lo so. Comunque è una disperazione per il paese, è una disperazione. La famiglia proprio si volevano bene, tanto bene. L'amica di famiglia Graziella rappresenta lo stato d'animo di tutta la popolazione di Trebasele, che per una tragedia così grande, tristezza, dolore e vicinanza sono anche i sentimenti della sindaca. Faremo una giornata di lutto domani e chiederò a tutte le famiglie, a tutte le persone che vogliono dimostrare la loro vicinanza in questo momento davvero tragico, di mettere un lume, una candela fuori dalle finestre delle proprie case stasera e domani sera. Per essere vicini a chi sta soffrendo adesso. Non c'è spiegazione, non c'è una ragione, non c'è una giustificazione che possa darci delle risposte. Davvero siamo tutti terribilmente disorientati e tristi. Le difficoltà delle famiglie sono comuni a quelle anche di altre famiglie, le difficoltà della separazione, tutte queste cose non sono motivo né segnale di né neanche sospetto di una situazione, insomma, che è arrivata a questo punto. Il pensiero della prima cittadina va alle due donne travolte da questa tragedia, la mamma dei ragazzi. C'è questo sentimento di tristezza, di dolore, di partecipazione, soprattutto nei confronti di quella mamma, che davvero non ho parole per esprimere il dolore che partecipo nei suoi confronti, perché sono mamma anch'io. E a quella dell'omicida, la 90enne Amabile, nonna di Francesca e Pietro, abitante nella stessa casa della tragedia. Una grande donna che sta vivendo però un dolore inimmaginabile. E sempre per la cronaca sono stati rinviati a data da destinarsi i funerali del giornalista Giovanni Chiades, deceduto giovedì sera al Cafoncello di Treviso, dove era ricoverato da qualche settimana per delle complicazioni polmonari legate a una caduta che gli aveva procurato la rottura di un arto. Le esequie dovevano tenersi domani alle 15:30 nella chiesa di Frescada di Preganziol, ma la famiglia ha chiesto maggiori controlli sul corpo per definire meglio la causa del decesso. Giovanni Chiades aveva 55 anni e da 13 combatteva con le conseguenze di un'uscita di strada con l'auto che l'aveva tenuto in stato di coma per diversi mesi e che gli aveva procurato danni permanenti con gravi difficoltà di movimento. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità.
Di nuovo in studio per parlare di quanto successo questa mattina sul tratto autostradale della 4 tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave, che è stato chiuso al traffico poco prima delle 12 a causa di un furgone in fiamme all'altezza di Cessalto. Il mezzo trasportava un macchinario contenente 60 litri di gas. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio sul posto, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. Presentato questa mattina a Pederobba l'accordo tra 8 comuni della Marca e del Bellunese per stilare un piano antenne per la telefonia di ultima generazione. Sarà il primo regolamento sul 5G in tutta Italia. E noi andiamo a regolamentare quella che è l'installazione delle antenne nel nostro territorio. Non possiamo vietarlo, però possiamo regolarizzarlo. Sarà il primo regolamento in Italia per l'installazione e l'irradiazione del sistema 5G. A stabilirlo 8 comuni tra l'Alta Marca e il Basso Bellunese. Un provvedimento che si è reso necessario dopo la revoca ai sindaci del potere di veto in materia da parte dello Stato. Dovevamo fare velocemente questo regolamento perché il governo con il decreto semplificazioni ha sostanzialmente liberalizzato la materia. Ci saremmo ritrovati nella condizione di dover stare alle regole dei gestori e quindi avremmo potuto avere una proliferare di antenne senza controllo. Impediremo alle aziende di telecomunicazione di venire nel nostro territorio a fare sostanzialmente ciò che vogliono. Dovranno sedersi al tavolo con le amministrazioni e stare alle regole che definiremo. Con Pederobba capofila, altri 6 comuni della Marca e uno del Bellunese. L'unione fa la forza, sì, anche contro i colossi che molto spesso aggrediscono i territori e in questo caso è più che mai necessaria. Un'attenzione al territorio che questi comuni hanno da tempo. Che si trattino di rifiuti dove siamo da primato nazionale per arrivare ai fitofarmaci o la questione del cementificio, questo territorio ha sempre saputo regolarsi. Accanto al regolamento che sarà operativo tra 6 mesi e del costo complessivo di oltre 50.000 euro, i sindaci confermano la costante informazione ai cittadini. Troveremo le vie giuste per spiegare anche che cosa stiamo facendo, perché quello che andiamo a fare è qualcosa, diciamo, a loro tutela, a tutela dell'amministrazione comunale e soprattutto quella di quando non si può fermare un fenomeno, però lo si deve regolare e noi andiamo a fare questo. Fine anno, tempo di bilanci e di auguri come quelli della Camera di Commercio. E la montagna a suggellare gli intenti, luogo di unione tra territori Belluno e Treviso, che ha aperto l'incontro istituzionale organizzato dalla Camera di Commercio per il consueto bilancio e augurio per l'anno nuovo. Un ringraziamento particolare va a Sua Eccellenza il Prefetto Laganà e a Sua Eccellenza il Prefetto Cogole, che durante la prima parte della pandemia hanno lavorato con il loro staff per far sì che le imprese che potevano operare potessero farlo. Poi la volta degli auguri da parte dei prefetti, in prima linea nella gestione dell'emergenza. Si potrà ricominciare con serenità a ripercorrere quelle prospettive di grande sviluppo, di grande progresso che si erano già intraviste alla fine del 2019. Tutti si sono e ci siamo tutti prodigati per dare il massimo affinché i disagi alla popolazione fossero ridotti al minimo. È stato eletto il saluto inviato dal presidente della regione Luca Zaia, in cui ha sottolineato l'importanza di restare compatti. Poi i presidenti delle province, Roberto Padrin e Stefano Marcone, il cui pensiero è andato a chi si è messo a disposizione degli altri, e poi i vescovi che hanno richiamato ad incanalare le risorse verso il bene comune. L'attenzione al bene possibile è la responsabilità che insieme abbiamo. Perché in questa situazione dobbiamo cercare il bene di tutti e quel bene che è comune a tutti. A me preme evidenziare che quel per tutti, come di fatto era implicito negli interventi precedenti, quel per tutti diventi sempre più un con tutti. Così il vescovo anche di Belluno, ma andiamo a Belluno.
Anche nel bellunese il governatore Zaia sotto attacco di intimidazioni, non si possono leggere in altro modo le scritte apparse nottetempo sul muro di un edificio in comune di Cesio Maggiore, messaggi ingiuriosi firmati da una fantomatica primula nera nei confronti di Zaia e dei carabinieri cui sono state delegate indagini immediate. Veneto Strade lavora senza sosta per ripristinare la viabilità lungo la provinciale 251 della Val di Zoldo, interrotta in seguito all'enorme frana di inizio dicembre. Siamo fiduciosi, dice il sindaco Camillo De Pellegrin, ma l'intervento è ancora lungo. L'enorme frana che ha letteralmente spazzato un tratto della provinciale 251 della Val di Zoldo viene mano a mano rimossa. Il personale di Veneto Strade sta lavorando senza sosta per togliere dal parziale isolamento l'intera vallata, al momento raggiungibile solo dal passo di Staulanza e esclusivamente per emergenze. Noi viviamo ore di attesa, in quanto a momenti ci diranno se di fatto la strada verrà riaperta a un senso di marcia entro Natale e a quali condizioni, e soprattutto le tempistiche per poterla transitare interamente da qui a quando. I lavori da fare per la messa in sicurezza della strada sono molti e richiedono attività che difficilmente possono essere eseguite durante il periodo invernale. Non sappiamo nemmeno quando sarà riaperta completamente, dice il primo cittadino. Noi siamo preoccupati al di là della frana di oggi, ma siamo preoccupati in prospettiva futura, perché naturalmente noi viviamo della paura dello spopolamento e dell'abbandono, e di conseguenza pensare che di qui ai prossimi anni si possano verificare eventi ancora come questi, come quello di queste settimane, noi naturalmente la viviamo molto male. I cittadini hanno la necessità di avere le garanzie che la strada sarà ripristinata gradualmente. La 251 è una provinciale che ha però valenza regionale e ad oggi è l'unica alternativa importante alla 51 di Alemagna, anche in prospettiva mondiale e olimpica. Serve progettualità per dare tranquillità alla gente che vive quassù, aggiunge il sindaco De Pellegrin. Siamo gente di montagna, viviamo nelle difficoltà perennemente, pertanto questa la sappiamo tenere, però abbiamo veramente bisogno di essere rassicurati sul futuro. I dati del Covid aggiornati in provincia di Belluno ci parlano di 147 nuove positività nelle ultime 24 ore, di queste 105 nella giornata di oggi. Sempre nelle 24 ore si sono registrati anche 4 decessi. Parliamo adesso del fondo dei comuni di confine. Ci sono delle novità, a spiegarle ai nostri microfoni il presidente del fondo Roger De Menec. Risorse molto importanti per i comuni che confinano con il Friuli Venezia Giulia. Sono 27 i comuni di tutto il Veneto, 12 in provincia di Belluno, il resto sono in provincia di Treviso e di Venezia. 744.000 euro a testa in questo bando come massimale di contributo, a fronte del quale dovrà essere presentato un progetto entro il prossimo mese di marzo. Denari mai come in questo momento indispensabili per i piccoli comuni confinanti con la regione Friuli Venezia Giulia per il triennio 2018-2021. Ma non è tutto, spiega il parlamentare bellunese Roger De Menec. Ci sono ulteriori 24 milioni, quindi altri, posso fare una stima, 300-400 mila euro, e questo bando uscirà nei primi mesi del 2021, quindi un totale di più di 1 milione di euro per comune. Progetti di sviluppo, spese di investimento, ma anche pagamento di servizi, queste le opzioni a disposizione dei 27 comuni beneficiari del fondo per le aree svantaggiate, 12 in provincia di Belluno, Alpago, Chies, Domegge, Longarone, Lorenzago, Ospitale, Perarolo, Pieve di Cadore, Santo Stefano, Soverzene, Tambre, Vigo di Cadore, 7 in provincia di Venezia, Annone, Cinto Caomaggiore, Fossalta, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, Teglio, 8 in provincia di Treviso, Cordignano, Fregona, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Porto Buffolè, Sarmede. È un ulteriore sforzo molto mirato, ma io spero che poi i comuni abbiano la capacità di attuare dei progetti strategici, che abbiano quindi una visione che va anche al di là del singolo confine.
Parliamo adesso di noi e della nostra programmazione, parliamo di Natale a casa con Antenna 3. Il 25 dicembre è la vostra festa e con la nostra emittente, dalla Santa Messa del Patriarca di Venezia alle 10 fino al telegiornale di Treviso delle 19:30, una non stop fatta di voci, immagini, storie, musica, ospiti in studio, in collegamento dal territorio e poi filo diretto con tutti voi. Al numero 351 17 55 340 che adesso vedete in onda potrete mandare gli sms, i video con gli auguri di Natale ai vostri cari per unire le famiglie in un corale. Grande abbraccio, l'abbraccio quindi di Natale a casa con Antenna 3 il giorno di Natale a partire dalle 10 del mattino. Questa sera poi c'è Ring a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino, Lorenzo Buoso, ristoratore, Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega, Sara Moretto, Italia Viva, Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto e Walter De Cassan, presidente di Federalberghi Belluno. Sempre per quanto riguarda la nostra programmazione siamo arrivati alla rubrica Il tuo presepe, questa sera le creazioni di Marino Guizzo di Venegazzù, della famiglia Paro di Casierra, Anna e Aurora di Salgareda e il presepe di Gianni e Adelina. Queste quindi le vostre creazioni, c'è un aggiornamento dell'ultima ora, avete visto prima il muro imbrattato contro il governatore Zaia a Cesio Maggiore, arriva la solidarietà al governatore di Federico D'Inca, ministro per gli affari con il Parlamento e bellunese. Si tratta di gesti vili e gravi, le parole riportate da D'Inca. È tutto anche per questa edizione da Treviso e Belluno, adesso ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. L'alta pressione protegge il nostro territorio, ma con molte nubi e ben poco sole. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 22 dicembre. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso. Sappiamo infatti che l'anticiclone è foriero di nubi basse e nebbie. Sulle pianure avremo frequenti riduzioni della visibilità, specie nelle ore più fredde della giornata. Maggiori schiarite saranno possibili invece in montagna. Temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi invece tra i 7 e i 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo molte nubi con cielo coperto, ma non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota, locali foschie sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra i 6 e i 9 gradi, massime sui 9-11 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Qui lo scenario sarà diverso, infatti avremo un tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo per qualche locale addensamento. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 10-11 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.
Il talento è scintilla, il genio fiamma.